Oggi abbiamo portato in commissione la delibera sul contributo che si dà alle famiglie monoparentali. Teniamo presente che la Commissione ha difficoltà di unirsi in quanto la discussione in aula e in Consiglio della riforma della sanità ovviamente non ci consente di riunire la Commissione ogni settimana. Abbiamo voluto però riunirla con urgenza per dare via libera a questa delibera molto importante, perché si parla di un contributo a famiglie monoparentali che hanno difficoltà. La cosa particolare è che è passata la delibera all'unanimità e abbiamo derogato i termini sia da parte dei comuni per l'accreditamento fino a novembre, sia da parte ovviamente di chi ne ha diritto alla domanda fino a dicembre. Questo per dare la possibilità, visto che i termini sarebbero scaduti a breve qui a settembre. È stato un risultato importante e uno sforzo importante che abbiamo fatto per star vicino e la sensibilità di star vicino a chi veramente oggi vive momenti di difficoltà.